Amici di Cantiamo Napoli, è arrivato un altro bel momento qui a Cantiamo Napoli e parliamo di un personaggio che voi conoscete benissimo radiofonicamente parlando, perché con la sua bella voce, con le sue belle canzoni che vi propone, entra nelle vostre case e nelle vostre macchine attraverso le casse dei vostri stereo, delle vostre radio, e parliamo di Michele, una napolitana. Ciao Michele, come va? Ciao, buonasera. Comunque tu hai detto una bella voce, hai fatto capire che sono un artista. Non sono un artista. No. Ma anche tu nel tuo mondo sei un artista, perché noi che siamo, insomma, offriamo la nostra voce per aiutare le persone da casa a sentire le canzoni, gli facciamo compagnia, perché tu devi sapere che gli speaker radiofonici hanno una potenzialità e una facoltà che neanche voi immaginate. Infatti. Perché non puoi immaginare la gente che ti ascolta. Vabbè, se lo dici tu che sei un grande conduttore, un grande speaker, è un complimento e una grande cosa. Allora, Michele oggi si trova in una grande realtà radiofonica che sta crescendo ogni giorno di più, no? perché grazie alla vostra grande professionalità, grazie all'amore, alla passione, alla fatica che ci mettete, state diventando veramente grandi. E parliamo di Radio Orion, le stelle di Napoli. E certo, è una grande radio. Niente, da poco sto iniziando a fare i programmi su questa bella radio, perché veramente è una grande radio di musica partenopea 100-100, perché diciamolo, la musica originale è quella che deve essere. Se tu trasmetti un'emozione tramite conduttore, cioè a livello di radio, deve essere 100-100 la musica. Sicuramente, giusto? sicuramente, Certo. sicuramente. E niente, io sono contentissimo di Alfonso Criscuolo che mi ha invitato qui a questa bella struttura Villa Mirabella. E sono emozionato perché poi ci stanno queste due ragazze. Non ti emozionare, Venite non ti qua, emozionare. vieni qua. Le nostre ragazze magiche. Datemi una mano perché Claudia, ecco eccole qua. Che bello, è la prima volta che mi fa un'intervista, lei lo dice. Giusto, anche perché insomma è difficile farti un'intervista. Noi che ci conosciamo da tanto tempo e magari la sera ci vediamo al bar per bere qualche cosa insieme. Diciamo, passiamo gran parte della giornata insieme e fare l'intervista, insomma, ci mette un attimino in difficoltà ad entrambi. Guarda, sotto in mano, vieni. Allora, io insieme a te voglio salutare tutto lo staff tecnico e dirigenziale di Radio Orion, le stelle di Napoli. Ovviamente il saluto e l'abbraccio va esteso per tutte le altre radio. Parliamo di Radio Sant'Anna, Radio Salerno Web, Radio Estasi, Radio Onda Verde, per tutte le radio che collaborano con Cantiamo Napoli. Un bacio forte da parte nostra. Tu c'è qualche altra cosa da dire? Nient'altro, un bacio a tutti quanti voi che ci seguite e mi raccomando, raga, sempre Cantiamo Napoli, perché è una grande trasmissione. Questo me lo devi lasciare. Ascoltateci, guardateci, perché noi siamo quelli di Cantiamo Napoli!